Voga alla Veneta nelle scuole veneziane, scopriamo i dettagli nel servizio. Allora, Assessore, Voga a scuola è un progetto importante, oltre 600 alunni coinvolti. Un progetto importante per più fattori. Primo perché si allaccia a quella che è la Voga Veneta, Voga alla Veneta, quindi un modo tutto nostro, tutto veneziano di vogare, e quindi una riscoperta di quelle che sono le tradizioni e la nostra identità culturale del nostro essere appunto veneziani, e che nei canali avevano la loro necessità di vivere, di spostarsi. E poi a scuola perché noi possiamo, con il lavoro comune di vari enti, di varie istituzioni, noi possiamo offrire un'educazione a questi ragazzi e anche un'alternativa a quelli che sono i sport classici, il calcio, la palestra, lo sport di palestra chiusa, quindi uno sport fatto all'aria aperta che non è solo sport, come dicevo, ma è agganciarsi alla tradizione, all'identità di essere veneziani, e dare appunto un'alternativa a quelli che sono questi sport, e un'alternativa concreta quando è il momento del tempo libero alla fine della scuola, che possono inserirsi all'interno di remiere, un'alternativa a quelli che possono essere i soliti luoghi di dispersione, la strada, il bar, quindi un abbinamento tra scuola, istituzioni e società reale, quindi le remiere, un abbinamento per offrire un'educazione a questi figli che, come dicevo prima in conferenza stampa, i ragazzi di oggi sono gli adulti di domani, quindi se noi siamo in grado di far capire certi valori, certa importanza, si parlava anche di stare attenti al moto ondoso, quindi di insegnare a questi ragazzi che i loro genitori che se corrono con le barche a motore creano difficoltà a chi sta vogando, quindi diciamo che noi riusciamo a educare questi ragazzi a far sì che domani avremo degli adulti consapevoli e preparati a vivere nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto di quella che è la nostra Venezia.